Il Veneto, terra di meraviglie, cultura e grandi uomini, è pronto ad affrontare nuove sfide ai tempi della pandemia. Noi le raccontiamo con la voce dei protagonisti. Vincenzo Lovino conduce Insieme Idee e Persone ogni mercoledì e giovedì sera dalle 21 su Serenissima TV. Amici a casa o anche in giro, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete siamo sempre in diretta, sono le 21.00 precise esattamente, qui dagli studi di Rubano di Canale Italia. Ovviamente su 15 il nostro canale Serenissima TV, ma come sapete non solo su 15 ma anche sulla nostra pagina Facebook Insieme Idee Persone TV, quindi ecco, prego la regia di mandare il nostro tutorial, il nostro supporto, eccolo qua, quindi basta andare sulla pagina Insieme Idee Persone TV, che è il nostro canale social, e come sapete c'è la diretta esattamente uguale a quella che vedete qua sul canale televisivo, quindi basta andare giù col scroll, c'è la finestra grigia, si schiaccia avvia la diretta e si guarda esattamente, c'è uno sfasamento solo di 15-20 secondi dall'inizio dell'anno. Siamo anche su YouTube perché comunque non ci facciamo mancare nulla e come mi piace dire, ovviamente tutto per il Veneto, perché il digitale terrestre il 15 copre il Veneto e qualche comune della Lombardia e del Friuli, e ovviamente tutto il Veneto per il 15, per tutto il resto d'Italia e del mondo c'è ovviamente social, Facebook e naturalmente YouTube, quindi veramente non ci sono scusanti di nessun genere, bisogna assolutamente guardare insieme idee e persone. Naturalmente gli argomenti, come avete visto ieri abbiamo parlato di vaccini, abbiamo parlato di quello che sta succedendo, collegamenti esterni, e ovviamente ieri abbiamo parlato anche di Letta, nuovo segretario del Partito Democratico, gli spostamenti dell'elettorato che si sta spostando dal PD verso il Movimento 5 Stelle e viceversa, quindi è una situazione fluida in movimento. Quindi di questi argomenti ovviamente continueremo a parlare perché ormai non si fa altro che parlare di vaccini, AstraZeneca, sì, no, Pfizer, domande comode, scomode, non lo so, però evidentemente è giusto parlare di questi argomenti. Ricordiamo che se volete chiamare da casa lo potete fare con lo 049 63 11 11, magari facciamo vedere regia il numero di telefono, eccolo qua, quindi non solo per fare domande, quindi se avete anche un'idea, se vi piace dire la vostra, fare una riflessione, non siamo a scuola, non c'è nessun voto da mettere, siete liberi di dire la vostra senza offendere nessuno ovviamente, però mi fa piacere anche l'idea vista dall'esterno, cioè il vostro modo di pensare. Questo è un salotto, è giusto che anche voi siate coinvolti in quello che ci stiamo dicendo. Bene, vado subito a presentarvi gli ospiti perché sono ovviamente molto interessanti anche gli argomenti di cui parleremo. Abbiamo l'avvocato Pierfrancesco Munari, capogruppo Lega Cavarzere della provincia di Venezia, vicepresidente ASM SPA. Benvenuto avvocato. Buonasera direttore. Poi abbiamo il dottor Claudio Beltramello, che è già stato la nostra trasmissione, coordinatore del gruppo strategico sanità del Partito Democratico per la regione Veneto, viene da Treviso. Buonasera. Buonasera. Dottore. Poi Jacopo Maltaro, il famosissimo, il più famoso dei giovani, visto che comunque lei lo sa che la poltrona dei giovani è sempre a disposizione dei giovani, consigliere delegato alle politiche giovanili e vice capogruppo della Lega per il comune di Vicenza. Grazie direttore, buonasera. Buonasera, benvenuti. E poi ovviamente appena possibile avremo degli altri collegamenti, penso, ecco vedo già collegato, che salutiamo Mario Conte, sindaco di Treviso. Buonasera sindaco. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie a lei per la disponibilità. Quindi dopo ecco, ci sono anche altri ospiti che si collegheranno a turno. Oggi sapremo anche in collegamento da Palm Beach, avremo George Lombardi, ci faremo spiegare da lui anche la politica estera di Biden che ha attaccato pesantemente Putin, quindi abbiamo un collegamento molto molto interessante. Direi che possiamo lanciare la sigla, regia. La macchinazione, non c'è una politica scarsa. Ce l'ho fatto.
Bene, eccoci qua in diretta. Uno dei nostri ospiti qua si sente a disagio, dottor Beltrameno, insieme a uno di No, Forza Italia. durante la sigla ho fatto la battuta, ho detto, mia direttore mi ha messo con 3 leghisti, cioè 3 contro 1. Ma lei è forte, dottor Beltrameno, non teme rivali. Sindaco, prima poi chiaramente affronteremo anche questo, lei lo sa, dottor Beltrameno, che la mia trasmissione ci vengono tutti, quindi non facciamo distinzioni ovviamente di partito, a me interessa l'opinione. Ecco, vediamo col sindaco di Treviso. Sindaco, com'è la situazione a Treviso? Poi fra l'altro qualche giorno fa lei è salito alla ribalta della cronaca perché ha un po' difeso, diciamo, il territorio contro diciamo, le persone un po' poco educate. Ecco, ci vuole un po' raccontare la situazione a livello di reazione della popolazione, la sensibilità dei suoi concittadini alle nuove regole e il suo impegno, che sappiamo essere rilevante anche dal punto di vista del spiegare alle persone ovviamente come ci si deve comportare in questa particolare contingenza. Sì, grazie direttore. Intanto una battuta, ma volevo dire all'ospite in studio che è fortunato essere con 3 leghisti, no? Quindi Solo che non lo sa, vero? Non si rende conto, dottor Beltramello, che... Spero di non rendermene mai conto se queste sono le fortune, mi spiace sindaco. Dopo ho una cosa da chiederle, sindaco, se tecnica, cioè, un suggerimento. Sono a disposizione. Niente, stiamo vivendo un periodo ovviamente complicato perché siamo reduci da un anno di gestione pandemica e quindi è evidente che anche la tolleranza da parte dei cittadini nei confronti delle restrizioni, di quelle che sono tutte quelle regole che quotidianamente noi indichiamo, diamo e recepiamo dalla Regione, dallo Stato, fanno sempre più fatica ad accettarle. C'è tanta preoccupazione per gli aspetti legati all'economia, c'è grande incertezza per quanto riguarda il futuro, però oggi rispetto a un anno fa c'è un piano vaccinale che quindi ci consente di guardare al futuro con ottimismo e soprattutto rispetto a un anno fa nel binario accanto al nostro abbiamo la soluzione, mentre un anno fa navigavamo a vista, oggi invece possiamo parlare di soluzioni, di un piano vaccinale che ci consente di cominciare a programmare quella che può essere l'estate, l'autunno, insomma un po' di maggiore ottimismo c'è. Certo che le comunità sono stanche, sono stremate, sono sfiduciate, devo dire che anche la schizofrenia amministrativa e comunicativa che ha caratterizzato soprattutto il precedente governo non ha aiutato nel far crescere la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e quindi su questo i sindaci devono svolgere un ruolo fondamentale perché siamo la prima fila delle istituzioni, quelli più a contatto con quelle che sono le criticità, le reazioni dei nostri cittadini, però credo che insomma in Veneto e in Italia in generale la stiamo cercando di gestire nel migliore dei modi con dei risvolti anche positivi, nel senso che è emerso un lato della solidarietà delle nostre comunità che a volte è anche commovente, altre volte invece si manifesta rabbia e tensione, come giustamente lei citava prima. Tra l'altro sono stato anch'io bersaglio di insulti, offese e minacce da parte di alcuni cittadini che sono particolarmente provati da questa pandemia e credo che insomma non vediamo tutti l'ora di che arrivi la fine di questo incubo per ricominciare a vivere la quotadianità che da troppo tempo desideriamo. Ecco, Sindaco, le preghiamo di girare il cellulare perché la vediamo in diagonale, quindi no, ecco, in verticale, ecco, quindi invece che in orizzontale. Un attimo solo. Sì, nel frattempo ecco, le faccio questa domanda. All'inizio, come lei ha detto, una cosa molto interessante, i sindaci sono la prima linea diciamo, ecco qua, sì, ecco adesso va meglio sicuramente, ecco qua. La prima linea come dire, delle regole da Roma partivano, io mi ricordo il primo lockdown, abbiamo intervistato qua, eravamo soli, non c'era nessuno per la strada e abbiamo continuato a fare informazioni, avevamo molti collegamenti con i sindaci e dicevano siamo fino alle 3 di notte a studiare, a spiegare alle persone.
quindi veramente i sindaci sono state, come dire, l'attuazione delle regole astruse talvolta che Roma applicava. Ecco, adesso invece qual è il compito del sindaco? Cioè, quali sono le cose diciamo, di cui i cittadini hanno bisogno? Perché nella prima fase c'era bisogno di informazione, di applicare leggi, i DPCM, che Conte, il suo omonimo, non è parente di Conte lei, sindaco? No, nessuna... Chissà, no, vabbè, che non c'è... potete vedere, e nemmeno dell'allenatore dell'Inter. Ecco, allora, no, fughiamo tutti i dubbi. Da buon juventino. Ecco, fughiamo tutti i dubbi. Quindi adesso invece i cittadini cosa le chiedono, cioè di che cosa hanno bisogno? Perché all'inizio avevamo bisogno di tutto, di informazioni, di mascherine, di tranquillità, di riferimenti. Quindi il sindaco era veramente un riferimento fisico, no? Rappresentava l'istituzione. Oggi invece le esigenze forse sono cambiate, ecco, c'è forse più isteria, più nervosismo, diciamo, più attacco nei confronti delle istituzioni. Lei ha detto prima una cosa molto interessante: i mass media, specialmente quelli più legati al governo precedente, hanno pesantemente bombardato i cittadini, quindi insomma anche questa è una cosa che andrebbe stigmatizzata. Sì, pesantemente e costantemente bombardato i cittadini di notizie, molte volte, ripeto, contraddittorie. Devo dire che noi abbiamo dovuto prima interpretare i DPCM e le ordinanze regionali e poi farle applicare nei nostri territori, quindi il ruolo è stato particolarmente complicato. Oggi l'aspetto che più preoccupa, al di là del recente aumento dei casi, che sta vedendo tra l'altro aumentare anche la pressione ospedaliera, sono gli aspetti economici, perché io credo che tutti i sindaci e tutti gli amministratori locali in questo anno hanno davvero asciugato tante lacrime e hanno ascoltato tanti sfoghi da parte di categorie che sono messe in ginocchio non per colpa loro, ma per colpa di una pandemia e delle scelte di un governo che comunque giustamente sta mettendo al centro dell'azione la salute della comunità. Ovvio che chi vede sfumare, al di là dei guadagni, vede sfumare anche i sacrifici di una vita ed è costretto a mantenere le serrande chiuse del proprio negozio, delle proprie attività, francamente la vive male questa situazione, soprattutto nel momento in cui i ristori tardano ad arrivare. E quindi l'appello che continuiamo a fare come amministratori è quello di accompagnare la fase delle restrizioni con dei ristori che possano essere adeguati, e in più gli amministratori locali devono preoccuparsi anche del bilancio comunale e devono anche far fronte al problema dei sottorganici da parte delle municipalità. Quindi molte volte tra smart working, tra organici con un numero inferiore di addetti rischiamo di non far tornare i conti e quindi vengono a mancare i servizi o ritardano i servizi e quindi la rabbia continua ad aumentare. Insomma, diciamo che nell'anno 2020 fare il sindaco non è assolutamente una passeggiata, però devo dire che in Veneto tutti i miei colleghi si sono distinti per grande professionalità, amore per il territorio, amore per i propri cittadini. Vero, l'ho riscontrato anch'io, insomma, per quello che ho potuto qui da questa trasmissione. Ecco, sindaco, le faccio una domanda, poi magari chiederemo al dottor Beltramello di fare, se ha piacere, insomma, una domanda anche per lui. Ecco, come si dice, l'incompiuta, cioè che cosa vorrebbe ancora realizzare, che cosa, diciamo, desidererebbe fortemente poter realizzare per i suoi cittadini e che cosa invece pensa di aver realizzato al massimo, vantandosi di dire: io sono riuscito a fare una cosa che gli altri non sono riusciti a fare. Ma no, in realtà, guardi, io sono sindaco da meno di 3 anni e quindi di acqua sotto i ponti ne deve ancora passare per conquistarmi la fama di bravo sindaco. Io credo che siamo ormai da più di un anno in gestione emergenziale e quindi i programmi per quanto riguarda le amministrazioni comunali sono quasi tutti saltati o slittati, però dobbiamo guardare al futuro con grande speranza, perché le risorse che comunque arriveranno dall'Europa attraverso il recovery plan saranno tante e vinceranno quelle amministrazioni che si faranno trovare pronte. Io sono convinto di aver pianificato e progettato e gettato le basi per un futuro importante per la nostra città, di questo sono assolutamente orgoglioso
e ringrazio la mia squadra. Ovvio che ogni giorno è importante per conquistare qualcosa di nuovo e già domani dovrebbe arrivare una notizia davvero molto importante per la nostra città e per il nostro territorio, di cui sono orgoglioso, però non posso dire niente per scaramanzia perché aspetto l'ufficialità. Però diciamo che i sindaci, c'era il binario dell'emergenza e il binario dell'ordinario e sono riusciti a gestire entrambi i binari con grande professionalità, stringendo i denti e dormendo davvero poche ore. Però io credo che i cittadini veneti devono essere tutti orgogliosi dei sindaci che li rappresentano nelle loro comunità. Assolutamente. Allora, Sindaco, se è disponibile il dottor Beltrameno, mi sembra che vuole fare una domanda. Sì, volevo dare un suggerimento, Sindaco, buonasera. Devo Buonasera, dire che ho buonasera. apprezzato anche la sua onestà intellettuale, ha detto tutti i sindaci e non solo quelli della Lega, e so che avete fatto comunità indipendentemente dalle bandiere politiche per affrontare il problema. E la comunicazione nazionale, devo dire la verità, non è molto cambiata perché adesso voi siete al governo, allora non può dire fino a prima la comunicazione era schizofrenica, adesso la comunicazione alle popolazioni è perfetta. E proprio in questo che dico, c'è qualcosa che lei può fare come sindaco per la sua città e per l'intera provincia di Treviso. Io sono di Castelfranco Veneto e mi sono battuto come consigliere comunale affinché nella nostra città e nella nostra provincia ci fossero i dati settimanali dei casi Covid divisi per comune. A Vicenza ci sono, in tutti i comuni del Vicentino, e voglio dire, la Lega c'è anche lì, per dire che non è una cosa di destra o di sinistra o di Lega o non Lega, e invece ci si ostina a non volerli dare nella provincia di Treviso. Io questa cosa la trovo sbagliata per numerosi motivi. Il primo è che ci sono dimostrazioni che la comprensione dei divieti e l'instaurarsi di comportamenti virtuosi, quindi le mascherine, il distanziamento, il non fare assembramenti, feste, insomma, non è che fanno discoteche, ma insomma cene in casa e cose del genere con gli amici, comportamenti virtuosi e la comprensione dei divieti è favorita dal fatto che io so che è anche la mia città, cioè è una cosa psicologica e naturale. Altre province hanno deciso di farlo e la nostra provincia no, è un'opportunità, è un contributo, non è che questo risolve che il giorno dopo scompare il Covid se questo viene fatto, però è un piccolo contributo, non costa niente e è utile per far sentire il problema realmente vicino su base settimanale, comune per comune. Se si fa promotore o inizia a farlo lei come sindaco di Treviso, sono sicuro che anche gli altri sindaci della provincia lo faranno. Qualcuno lo sta già facendo, quello di Asolo per dire, però pochi. A Vicenza lo fanno tutti, per cui non si capisce perché inizi lei come sindaco della nostra provincia. Questo è lo stimolo e la sfida positiva che le faccio. Ma io guardi, la ringrazio intanto per questo contributo che posso anche in parte condividere. Tra l'altro parla con un sindaco che ha scelto di comunicare sempre tanto in modo molto trasparente con la propria comunità, assumendomi in una prima fase una grande ondata di consensi e in una seconda fase dove la gente cominciava a essere più stanca anche qualche insulto, come dicevo prima, perché le scelte non sempre sono popolari, anzi molte volte sono impopolari quando si decide di chiudere. C'è da dire che soprattutto nella prima fase, quando alcuni comuni potevano comunicare qualche sporadico caso, era più l'allarmismo che si generava rispetto a un'analisi e una visione territoriale di provincia, tant'è che io per esempio comunico costantemente quelli che sono i numeri di contagi a livello provinciale e poi informo puntualmente i numeri precisi per quanto riguarda l'ospedale Cafoncello e San Camillo di Treviso, e credo di aver trovato una condotta che mi consente di tenere aggiornati i miei cittadini relativamente ai dati dell'ospedale che riguarda il mio territorio. Non sono esattamente quelli del comune di Treviso, però sono dei dati che comunque mi consentono di responsabilizzare e far capire la gravità o il miglioramento della situazione in base all'andamento dell'onda epidemiologica. Quindi insomma io capisco la sua posizione, però credo che
non sia scorretta nemmeno la linea che è stata presa in provincia di Treviso. Secondo me si perde un'opportunità, una piccola opportunità di renderla più vicina, più comprensibile, perché provincia di Treviso, Zegranda, cioè voglio dire, però magari Oderzo e Castelfranco, comune, che sono agli estremi, o Vittorio Veneto con Mogliano, voglio dire, stiamo parlando di 4 estremi, sono un'ora di macchina, guardi, insomma. Parlo anche contro i miei interessi, nel senso che in molte fasi di questa pandemia il comune di Treviso aveva un indice RT tra i più bassi, ma noi pagavamo pegno da un punto di vista provinciale perché, lo sapete benissimo, c'è stata una fase dove la pedemontana era più caratterizzata dei contagi, no? E però io ho scelto comunque di continuare con quel metodo di informazione, anche perché non significa che se il problema non è esattamente a Treviso ma si sposta di 10-15 km non sia un problema anche dei trevigiani, soprattutto quando gli spostamenti si sono consentiti. Comunque ripeto, sono punti di vista secondo me entrambi corretti. Va bene, allora grazie Sindaco innanzitutto della sua disponibilità, so che appunto è pieno di impegni, quindi non vogliamo rubare altro tempo, però la ringraziamo della sua trasparenza e veramente a me fa molto piacere avere sindaci in trasmissione perché è giusto anche riconoscere il vostro merito e parlare dei vostri sacrifici, specialmente in questo periodo, perché ripeto, da Roma è facile emanare di PCM, editti e proclami, però ovviamente poi voi siete la prima linea sul territorio, quindi veramente tutto il nostro sostegno. Grazie ancora. Direttore, e buona continuazione. Mi consenta un ringraziamento anche a voi, alla categoria dei giornalisti, perché se è vero che i sindaci e gli amministratori sono stati in prima fila, insieme a noi c'eravate voi che avete sempre aiutato i sindaci ad informare le comunità in modo puntuale e corretto. Tra l'altro arginando anche quel grave problema che abbiamo dovuto fronteggiare, che erano le fake news che purtroppo dilagavano nei social network. Quindi grazie direttore, le chiedo scusa per la scarsa qualità del collegamento e per l'inquadratura, prometto che la prossima volta sarò più preciso e soprattutto in orizzontale. No, non si preoccupi, ma comunque l'importante sono anche i contenuti e ripeto, a me fa piacere che lei diciamo, ringrazi la categoria. Noi abbiamo fatto nel nostro ruolo, nel nostro piccolo, veramente il possibile per parlare e per rasserenare le persone, anche per scherzare certe volte su certi argomenti, proprio perché c'è bisogno oggi di trasparenza e serenità ed evitare i proclami. E pensi che, dico questo sindaco, che noi unilateralmente abbiamo scelto di non invitare nessuno dei professoroni, come si dice, proprio per evitare allarmismi, proprio per evitare situazioni o informazioni che potessero, diciamo, essere interpretate dalle persone a casa non competenti come terribili, ecco, siamo al termine. Quindi grazie anche del suo appoggio. E sarà per la prossima. Una scelta che condivido e apprezzo, quindi complimenti davvero e grazie per questo invito. Grazie anche a lei Sindaco e buona continuazione e buon lavoro. Bene, noi non ci resta che ovviamente lanciare la nostra pubblicità, rimanete con noi perché abbiamo anche altri ospiti in collegamento da Palm Beach, avremo le news direttamente di quello che sta succedendo in America, Biden che ha attaccato pesantemente Putin, vediamo che cosa succederà. A fra pochissimo. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it.
Eccoci di nuovo qui in diretta insieme alle persone TV. Abbiamo pensato a un canale social per raccontare le informazioni, lo dicevamo prima con il sindaco di Treviso, cioè le informazioni quelle vere, cioè l'analisi delle informazioni, non l'informazione detta così e basta oppure strumentalizzata per mettendo una virgola in più per far sì che la persona possa pensare delle cose che non siano magari quelle che è stato detto, ma invece per criticare, commentare. Il compito dell'informazione è anche quello di mettere un po' di pepe all'informazione e commentare e vedere realmente, dare un altro punto di vista alle persone che ci ascoltano. Quindi il Sestante News la mattina con gli articoli, il mio TG alle 13 e l'opinione che mi concedo ogni giorno 4-5 minuti per dire la mia, finalmente la mia su quello che succede in Italia e nel mondo. Insieme Idee Persone TV. Ecco, abbiamo veramente il piacere di avere qui con noi in collegamento George Lombardi. Dottor Lombardi, veramente sono molto onorato di averla di nuovo qui con noi, perché cioè io appena Biden ha usato quella frase contro Putin, ho detto devo chiamare George Lombardi. Ecco, ricordiamo che George Lombardi è in collegamento da Palm Beach, da Florida, e quindi la domanda gliela faccio subito: come mai Biden, il democratico, il pacifista, ha sparato questa ogiva nei confronti di Putin? Che cosa c'è sotto, dottor Lombardi? Beh, sotto c'è il solito dipistamento che i democratici hanno fatto ancora prima che Trump diventasse presidente, accusando la Russia di prima collusione con Trump, poi di aver aiutato durante le elezioni, poi di tutti i crimini possibili, immaginabili. Perché? Perché chiaramente essendo pagati, e lo dico apertamente, essendo pagati dalla Cina, perché il figlio di Biden ha ricevuto documenti ufficiali alla mano su tutti i canali sia di destra che di sinistra, ha ricevuto 1,5 miliardi di dollari dalla Cina su un fondo particolare che poi non serve assolutamente a niente, e 125 milioni di dollari personalmente a lui, al figlio di Biden, per aver aiutato con delle consulenze tecniche durante il periodo quando Biden era vicepresidente. Quindi c'è uno sforzo abbastanza immane di distolgere l'attenzione dei media, non solo in America, anche all'estero, dalla relazione che c'è tra la famiglia Biden e il Partito Comunista Cinese, e naturalmente qualsiasi cosa che è negativa bisogna trovare un capro espiatorio. Quindi prima c'era Trump, adesso sono i russi. Ecco. E quindi, Trump in questo caso non sentiamo, almeno qui in Europa non si sente più, perché prima mi ricordo che dopo le elezioni ogni giorno diceva la sua, però adesso invece lo sentiamo in silenzio, Trump non sta più dicendo nulla. Cosa sta pensando, che cosa sta progettando? Guarda, io non mi vanto, ma proprio per ragioni di lavoro sono lì al club 2 o 3 volte alla settimana, anche di più, e lo vedo abbastanza spesso. Non gli parlo sempre, però 2 minuti qui, 2 minuti là, ci si scambia un po' di opinioni. Diciamo che Trump è prima di tutto in ottima salute, adesso che si è riposato un pochettino, continua a giocare a golf, diciamo, quindi se la prende un pochettino più comoda. Allo stesso tempo, chiaramente, dopo quello che è successo al Campidoglio e tutto il resto, e dopo il fatto che Twitter l'ha bloccato da tutti i media, eccetera, eccetera, è chiaro che sta cercando di prendere un po' di tempo per, diciamo, rinforzare la macchina della propaganda, soprattutto adesso che sui grossi social media, Facebook e Twitter in particolare, tutti i conservatori e tutti quelli che sono stati in passato collegati con il nome Trump sono stati targetizzati, e quindi
dobbiamo stare attenti, mi ci metto anche io, a cosa si dice, perché loro con una scusa o quell'altra ti bloccano, ti chiudono e addirittura, come nel caso di Trump, ti mettono fuori a vita. Ecco, senta, io invece ho interpretato l'attacco a Biden contro Putin perché comunque l'Europa, da qualche giorno in Europa si sta parlando dello Sputnik, allora ho pensato magari l'Europa debole a livello politico, quindi anche a livello di programmazione vaccinale, si è affidata a queste aziende private, sembra attratta, diciamo, dal vaccino russo che si dice sia il più efficace di tutti i vaccini di Stato, di fatto perché è creato ovviamente da Putin, e un'Europa invece che è un nano politico che ha dovuto anche fare un embargo per la guerra in Crimea, Navalny, eccetera. Quindi sembra quasi, diciamo, connesso a livello temporale anche questa cosa. Lei come la vede? Sì, assolutamente hai ragione tu, permettimi se ti do del tu. Certo, certo. Assolutamente hai ragione, nel senso che lo spunto per fare questo attacco in questo momento è dovuto alle condizioni che ci sono attualmente in Europa, sia economiche ma anche politiche. Quindi diciamo la ragione per farlo adesso e non non fare questo attacco un mese fa o fra un mese è dovuto appunto a questa situazione in questo momento. Anche con un risorgere, diciamo, non solo dell'ISIS, ma anche, diciamo, dell'egemonia o i sogni di egemonia di un certo Erdogan in Turchia, e quindi diciamo che la situazione è abbastanza debole dal punto di vista, diciamo, politico, nel senso buono della parola, non destra o sinistra, ma proprio di forza politica, diciamo sia l'Italia ma anche l'Europa, la sconfitta della Merkel, i guai in casa nel Regno Unito, quindi, e anche in casa Macron, quindi diciamo che tutti quanti cercano di approfittarsene un pochettino, e chiaramente anche Biden e i democratici. Però fammi dire un piccolo accenno per quanto riguarda il virus. Abbiamo studiato adesso da un paio di anni tutte quante i vari vaccini, eccetera. C'è da dire, c'è tanta disinformazione purtroppo. Io a livello personale non l'ho ancora fatto e non so se lo farò. Continuo a guardare, lascio che gli altri facciano degli esperimenti e poi deciderò fra qualche mese se farlo o no. Nel frattempo devo dire, ho studiato molto, ho sentito moltissimi scienziati, gente che è nel campo della medicina per decine di anni. I vaccini di AstraZeneca, il vaccino della Johnson Johnson e anche il Sputnik sono dei vaccini, diciamo, tradizionali, sono esattamente lo stesso tipo di vaccino contro l'influenza che si prende più o meno una volta all'anno quando uno gli va, ma sono basate sulla stessa tecnica, e cioè prendere il vaccino, prende il virus, indebolirlo e poi ti fanno il vaccino, come è stato fatto da 20-30 anni a questa parte. L'unica cosa è che questo virus era un pochettino particolare perché c'era qualche elemento che qualcuno dice è stato fatto in laboratorio, non era proprio un virus di quelli normali dell'influenza normale, era un pochettino particolare, va bene, però i vaccini di cui stiamo parlando sono tutti quanti fatti nel modo tradizionale, mentre invece il vaccino della Moderna è una cosa completamente nuova, è basato sul RNA delle nostre cellule, e quindi non ha veramente la tecnica normale di prendere il virus, indebolirlo e poi iniettartelo. È una tecnica leggermente diversa e un pochettino più avanzata, quindi non sono tutti uguali i vaccini. Ma com'è la situazione in America? C'è allarme nella popolazione, la vaccinazione prosegue, perché qui in Italia, lei lo ha visto, c'è un su e giù, sospendi AstraZeneca, riattivalo oggi, quindi insomma c'è un po' di fermento, le dosi che non arrivano. C'è un po' di fermento proprio per quanto riguarda appunto questa mancanza di chiarezza, soprattutto da parte dei politici, perché poi chi è che decide se fare, se bloccare, se lasciare andare avanti, mascherina, non mascherina,
tenere il locale aperto fino alle 21 oppure fino alle 23, come se cambiasse qualche cosa, e lo decidono i politici che per la maggior parte sono dei grandissimi ignoranti che fanno delle decisioni prettamente basate sul loro tornaconto personale o su quello che loro pensano sia la loro percezione con quelli che li votano. Dal punto di vista reale, diciamo, qui in Florida il sabato sera va in giro strapieno di gente, soprattutto adesso che comincia a esserci la primavera, strapieno di gente, una persona su 3 ha la mascherina e a nessuno gliene frega se ce l'hanno o non ce l'hanno. Circa 100 milioni di americani sono stati vaccinati o sono in fase di essere vaccinati, quindi quasi un terzo, un quarto della popolazione, e quindi diciamo che c'è molta più tranquillità, soprattutto in quegli stati tipo la Florida, il Texas, dove comunque storicamente ci sono stati meno casi, eccetera. Mentre invece in New York o in Chicago, grandi città super affollate e ancora con tanto freddo, quindi anche con, diciamo, l'influenza annuale che normalmente c'è tutti gli anni, e tra parentesi negli Stati Uniti, se uno ha il desiderio di andare a cercare, vedrai che le morti da influenza, l'influenza quella normale, quella che starnutisce, l'influenza normale di solito sono tra i 60 e gli 80.000 annui, questo durante le stagioni normali. Poi se c'è un picco sono ancora di più. Quindi diciamo che in queste città, soprattutto al nord, c'è ancora un pochettino di paura ed è normale, diciamo, dovuta alla situazione. Ecco, benissimo. Allora, Lombardi, io la ringrazio della sua disponibilità. Adesso dovrebbero essere le 3, le 4 di pomeriggio lì a Palm Beach, vero? Esatto, sono le 5 meno un quarto, abbiamo cambiato l'ora legale. Ah, ecco, benissimo. Quindi, e poi ovviamente Palm Beach è il sogno di tutti, insomma, si sa che era un bellissimo clima, quindi ecco, io la ringrazio della disponibilità. Voglio anche ricordare, come ha accennato lei, che lei insomma conosce bene Trump, lo vede, lo sente, è stato appunto, ha seguito la sua prima campagna elettorale, quindi è insomma un riferimento anche per l'informazione, per le strategie di comunicazione di Trump. Quindi bene, la ringrazio della sua disponibilità e questo tempo che ci ha concesso, perché so che è pieno di impegni, quindi veramente mi ha fatto molto piacere averla risentita. Grazie a voi. Grazie. Il mio cuore è sempre in Italia, quello che posso fare per aiutare, soprattutto in questi momenti difficili, con grande piacere, ma veramente tanti che mi scrivono dall'Italia, ma adesso cosa succederà, i cinesi, eccetera. I cinesi sono una tigre di carta e prima o poi finiranno come è finita l'Unione Sovietica, tagliati a pezzettini. Va bene, allora su questa riflessione la ringrazio ancora, Lombardi, buon proseguimento, buon pomeriggio e buona serata. Grazie ancora, grazie della disponibilità. Ecco, allora ricordiamo ovviamente 049 63 11 11 per chi volesse commentare. Abbiamo sentito Giorgio Lombardi che, ricordiamo, ecco, è stato l'artefice della campagna elettorale, della vittoria della campagna elettorale della primo successo elettorale di Trump, e quindi ovviamente è un personaggio molto conosciuto, e lui stesso insomma, ha riferito appunto che vede Trump spesso, quindi è già la seconda volta che si collega con noi in trasmissione. Ecco, allora vi faccio una domanda qui agli ospiti in studio che viene da casa, quindi posso chiedere agli ospiti il motivo per cui abbiamo chiuso le scuole, però ormai tutti i professori sono vaccinati. Ecco, magari l'avvocato vuole rispondere lei, se un parere, poi magari sentiamo anche il dottor Beltramello. In realtà magari dopo il professore, il dottore ci dirà se è vero o no. A me non risulta che tutti gli insegnanti siano stati vaccinati. Sicuramente chiudere le scuole è stato un enorme disagio per le famiglie, perché prendere una decisione importante di lasciare a casa tutti i gradi di istruzione, quindi la scuola primaria, le medie, le superiori, ha comportato dei sacrifici enormi per le famiglie, perché diamo per scontato che tutti abbiano i mezzi di comunicazione per poter fare la didattica a distanza, diamo per scontato che possano esserci genitori in casa che sorvegliano i figli, ma non è una cosa assolutamente scontata.
e ci sono famiglie con più figli che sicuramente hanno le difficoltà appunto anche di reperire un telefono per connettersi, ci sono i bambini delle elementari che hanno difficoltà perché comunque nella didattica a distanza non possono essere abbandonati lì per 5 ore e non è come la scuola in presenza. Io ritengo che la scelta di chiudere tutte le scuole sia stata una scelta infelice e si poteva prendere una scelta di chiusura delle scuole superiori e ad esempio le medie, così come era stato nella prima chiusura che fino alla seconda media c'era la scuola in presenza e oltre no. Le elementari, devo dire la verità, è stato un disagio molto grave per le famiglie. Si parla di bonus babysitter, si parla di ristori per le famiglie che possano dare i bambini ai nonni o a qualcuno, però non sono sempre soluzioni che possono essere utilizzate dalle famiglie, quindi secondo me è stata una scelta infelice e mi auguro che dopo il 6 di aprile le scuole vengano riaperte. Sinceramente mi trovo d'accordo, strano, ma mi trovo direi allora, dopo le faccio una battuta perché l'altro giorno ho fatto una commissione e uno del PD mi ha dato ragione 2 volte, ho detto guardate che l'aria sta cambiando, che non vorrei mai che anche lei, dottore, no io sono nel partito giusto, io dico cose giuste e voi venite con me. I carri buoni e allora uno sale in quello giusto, ma magari il carro vero e invece era quello del PD. Vabbè dai. Battute a parte, allora la logica di vaccinare gli insegnanti era di consentire a queste categorie che sono considerate a rischio, cioè la logica è stata vacciniamo persone che sono più a rischio di altre di venire in contatto con il virus. E si è cominciato con noi medici, io sono vaccinato, poi voglio fare una battuta perché alcune cose imprecise le ha dette, sarà il comunicatore di Trump, però forse appunto il vero dall'inventato non gli è molto chiaro perché sul tipo di vaccini ha detto delle cose imprecise dal punto di vista scientifico. Sì, tutti i vaccini sono con le RNA, non è vero perché giusto? anche il Johnson & Johnson e il Moderna sono vaccini innovativi, scusate, il Johnson & Johnson e l'AstraZeneca sono innovativi, diversi però dal Pfizer e Moderna. Pfizer e Moderna sono entrambi a mRNA, che lui ha detto mRNA dell'uomo, no, sono un mRNA sintetico ma che simula la proteina del virus, perché è su quella che devo formare l'immunità, non è che mi metti dentro il mio mRNA, ce l'ho già, il mio cosa mi serve? Io ti metto un pezzettino di mRNA che serve al tuo corpo a fare un pezzettino di proteina che è simile, molto simile a quella del virus, quindi io formo degli anticorpi verso questa proteina che io ti ho fatto fare e poi quando arriva quella vera attaccata al virus gli anticorpi la riconoscono, quindi questi sono mRNA. Sono già pronti, poi, diciamo. Gli altri sono a vettore virale, quindi il vettore virale non è il virus originario, è un adenovirus, quindi adesso entreremo nel super tecnico, però sono molto innovativi. Invece ci sono alcuni vaccini nel mondo appunto che sono come quello tradizionale, ma non quelli che ha nominato lui, lo Sputnik è tradizionale. Senta, dottor Bertamella, le faccio una sorpresa. Salutiamo un esponente del PD, così Facciamo siete 2-2. Okay, è contento, dottor Bertamella? Sì, bene. Ecco, allora salutiamo l'altro ospite in collegamento via Skype, Massimo Iovine. Eccolo qua, salutiamo il nuovo segretario dei Giovani Democratici di Venezia, Partito Democratico Venezia, giusto? Ho detto bene? Giusto, non più ormai perché da luglio, però dai, diciamo... Vabbè, diciamo nuovo fa sempre effetto, dai, fa sempre effetto. Così adesso siete due pari, ecco, naturalmente Iovine, lei collegato rimarrà fino alla trasmissione, quindi se vuole intervenire intervenga pure. No, finisco sui vaccini. Quindi la scelta era, scegliamo le popolazioni maggiormente a rischio, quindi si è cominciato da noi medici, infermieri, persone in prima linea, e poi le persone più vulnerabili, quindi gli anziani, perché la letalità di questa malattia diciamo, aumenta molto con l'aumentare dell'età e in particolare la soglia degli 80 anni è drammatica. Ma conferma, dottore, che l'età media di chi muore è di 80,3 anni? Adesso è un po' abbassata. Sì, un po' abbassata. Quindi purtroppo dalla prima ondata alla seconda e a questa terza l'età delle persone
restano sempre le persone più anziane, quelle più a rischio, però si è visto che purtroppo con questa terza ondata, già con la seconda, l'età un po' sta scendendo, quindi ci sono in proporzione sempre meno di anziani, non voglio dare una informazione che può essere mal interpretata, ma in proporzione alle altre ondate, in questa ondata ci sono più giovani, quarantenni, insomma io ne ho 50, non è che mi considero ragazzino, però mi considero ancora in forma, ecco, quarantenni, cinquantenni di più rispetto in proporzione alle altre ondate. No, quindi si trattava di dire proteggiamo una categoria a rischio perché essendo in contatto tutti i giorni con tante persone, gli studenti erano una categoria da proteggere, però questo era finalizzato, come dire, a consentire che loro non si ammalassero per andare avanti con la scuola, ma come dire le categorie a rischio. Adesso si sta facendo con i vigili urbani, per dirlo, insomma, e la polizia, perché anche loro sono molto a contatto con le persone per il loro mestiere. Sul fatto dei giovani, ecco, tecnicamente, francamente, secondo me, e qui mi assumo anche un parte della responsabilità di questa critica, si poteva tenere aperte le scuole avendo un sistema di tracciamento, di isolamento dei casi molto funzionante. Cioè, nel senso che tu puoi permetterti di tenere aperte le scuole e ovviamente devi dare priorità ai bambini, perché tu un ragazzo di 14 anni puoi lasciarlo 2 ore o 4 ore a casa da solo, ma un bambino di 7 anni non è che dici vado a lavorare, ci vediamo oggi pomeriggio. Quindi creando dei disastri all'interno delle famiglie, su questo siamo tutti d'accordo, ma proprio dei disastri, e poi come dire anche le disparità economiche, chi ha il computer, chi non ce l'ha, quindi come dire le persone più fragili. Ci ha pensato Brunetta con lo smart working. Sì, buonanotte. Così, quindi non è così. in realtà se noi avessimo una capacità più militare di dire ok, c'è un caso, andiamo a tamponare. Non dica così militare, che se no mi viene in mente la Cina. L'ho detto apposta perché adesso mi viene in mente la Cina adesso. Il militare in termini di capacità di organizzare delle azioni mirate, quindi andato diciamo così bene, sembrava delle un ragionamento, task force. Uso questo Maltauro, termine. sembrava un ragionamento da Lega, è andato così bene, poi mi è scivolato sul militare e è venuto Forse sentendo prima Biden, visto gli attacchi. È venuto fuori il vecchio PD, è venuto fuori la vabbè, insomma, quindi si poteva fare, questo secondo me è un segnale di debolezza della capacità di intervenire in modo rapido. Noi in Italia, questo metto dentro anche me perché faccio parte del sistema, se volete, quindi è una critica, ma dobbiamo farcela, siamo troppo lenti con sto virus, il virus è più veloce di noi. La Cina ha vinto il virus perché è stata veloce a costruire nuovi ospedali, veloce a fare i tamponi, veloce a vaccinare, veloce a tutto. Noi siamo troppo lenti e anche la scuola la puoi tenere aperta se hai un sistema che è rapidissimo, c'è un caso, si tampona tutti, si isola e quindi il resto vai avanti. Ma se è tutto, cioè noi abbiamo trasferito purtroppo e dobbiamo svegliarci, ma non sono solo io a dirlo, un po' questa roba della farraginosità, della burocrazia, della lentezza cronica in una cosa dove la velocità ti fa vincere. Se sei lento, perdi. Quindi la scuola, come dire, se sei incapace di essere rapidissimo, l'alternativa è chiuderla con dei disagi mostruosi. Però le elementari bisognava inventarsi l'impossibile per tenerle aperte. Mi dispiace dirlo, ma bisognava farlo. Maltauro, quello che ha detto il dottore è interessante, quindi alla fine si scopre che le nostre proteste qui in trasmissione cerchiamo di togliere la burocrazia, eliminiamo, facciamo qualcosa di più per i cittadini, non dico la ricerca del vaccino perfetto, ma proprio, cioè io se faccio il tampone non mi sento bene, devo aspettare 3 giorni per avere la risposta, nel frattempo vado in giro. Immuni non funziona, ricordiamoci, come ho detto in trasmissione un sacco di volte, passatemi il termine, ad agosto avevamo 200 casi al giorno e 17 malati in tutta Italia. Se tutti noi avessimo dato 1.000 euro a questi qua, gli avessimo detto stai a casa, non uscire di casa, stai a casa, perché così il vaccino in effetti tempestivamente sarebbe stato debellato. Però a me viene il sospetto, perché io purtroppo sono così, qualcuno magari non ce l'avrà con me, non lo so, però mi viene il nutrito sospetto a più di qualcuno che si sia un po', come dire, girati la testa dall'altra parte, società, la nostra quinta, sesta potenza mondiale,
che non è riuscita a organizzare in maniera veloce e efficace la lotta contro il vaccino. C'è qualcosa contro in il più. virus, hai dei lapsus. Scusa, perdone, adesso ho fatto bene a correggermi, dottore, ho sempre in mente vaccino, il virus. Che cioè, è solo dietrologia, Valtauro, oppure... Ma no, direttore, i temi sono tanti sul piatto, no? Quello che diceva prima il dottore del Partito Democratico mi ha anche in parte sorpreso, perché sentire da parte del Partito Democratico la necessità di velocizzare, sburocratizzare e rendere più veloce ciò che il PD al governo negli ultimi 10 anni ha reso più lento, oltre a sorprendermi mi dà anche un aspetto di fiducia. 10 è un po' troppi ne ha contati, perché attenzione, prima ha incluso anche le vostre. Io credo, direttore, che quello che diceva lei, no? Chiaramente la situazione ha messo alla luce e ha sottolineato le grandi difficoltà e i grandi difetti del nostro Paese, ma questi difetti ce li siamo creati con un malgoverno precedente. Ed è per questo che dico che mi sorprende sentir parlare di velocizzare, sburocratizzare, quando i governi precedenti hanno avuto un monito politico: complicare le cose e non rispondere sui fatti e sui reali problemi del Paese. Ma la Lega è stata al governo? Sentivamo prima il sindaco Mario Conte, che tra l'altro è un amico. Non sono riuscito a spezzare una lancia in suo favore, ma il sindaco Conte è stato uno dei primi nella nostra regione, credo anche uno dei primi in Italia, che ha approvato un fondo dedicato alle imprese. Perché abbiamo parlato chiaramente di virus, abbiamo parlato di vaccini, abbiamo parlato di una forte crisi sentita a livello sanitario, più di 20.000 casi oggi in ospedali in difficoltà da nord a sud, ma parliamo anche di una forte crisi economica, direttore, una forte crisi economica che sta mettendo in difficoltà famiglie, imprese, il nostro tessuto imprenditoriale, e essere più vicini oggi, andando a velocizzare e sburocratizzare sì, deve essere questo il monito odierno, un monito che precedentemente non c'è stato, non è stato sviluppato, anzi, è stato fatto proprio direttamente il contrario. Abbiamo visto sui tagli nella sanità o la pressione fiscale assolutamente indecorosa. Oggi bisogna fare il contrario. Questo io auspico che venga fatto da parte del governo Draghi, questo auspico che possa essere lo stimolo che verrà fornito dal Recovery Fund, questo auspico che possa essere che lo faccia la Lega di Zaia, perché in Veneto mi pare che sia Zaia da tanti anni. Sì, prima eravate al governo con infatti il Veneto era la prima regione per turismo, una delle prime per economia in ha i Europa. problemi di burocrazia nella sanità uguali a tutti gli altri. La sanità è regionale. Dipende dalle competenze. Che è regionale, dipende dalle competenze. Leggevo oggi uno scritto sul federalismo, no? Una grande battaglia della Lega da tanti anni, da decenni, che questo Paese spesso non ha voluto ascoltare, e che oggi il Partito Democratico si è svegliato, no? Votando a favore dell'autonomia, dicendo che Boccia è a favore dell'autonomia, e va bene, meglio tardi che mai. Questo scritto diceva: quando si forma un governo o quando si formano delle regole, a partire dal centro, a partire da Roma, a partire dal colosso soffocante che nei territori non ha permesso il reale sviluppo, è chiaro che si forma quello che dice il dottore, cioè che in Veneto le regole fatte dai veneti, fatte dalla regione, nella maggior parte dei casi, perché poi tutti sbagliano, vanno bene, quelle imposte da Roma, quelle calate dall'alto, quelle calate dal centro governativo, chiaramente mettono in difficoltà. Manichea questa, un po' tirata per i capelli ricci. No, sono dati di fatto. Te li invidio con i capelli, ma li stai tirando proprio. Sentiamo Iovine. Iovine cosa dice rispetto a questa querela? Anche lei potrebbe trovare d'accordo con un esponente della Lega, oppure per partito preso, come partito, fra virgolette, la penserebbe diversamente? No, per partito preso no, però diciamo io sono sempre stato un centralista e non ho mai visto di buon occhio il federalismo, comunque insomma rispetto alle idee di tutti, quindi soprattutto anche per quanto riguarda il tema della sanità, secondo me la pandemia ci ha dimostrato che non avere una regia a livello centralizzato forse è stata una delle pecche, diciamo, che ha portato la pandemia a evolvere, diciamo, in una succursale un po' negativa. Però riguardo al discorso di prima sulla burocrazia che si stava facendo, al di là delle responsabilità di tutti, io non sono qua a difendere nessuno, insomma, tutti noi alla fine siamo stati al governo e i nostri errori li abbiamo fatti. Però è vero che c'è un enorme problema e in effetti domani verrà varato il famoso decreto sostegno, frutto dello scostamento di bilancio di 32 miliardi, che cercherà insomma di dare un aiuto alle varie imprese, agli artigiani, commercianti e ai lavoratori che si trovano in difficoltà di fronte a questa terza ondata.
E diciamo che la vera sfida non sarà tanto stanziare i fondi, perché quelli ci sono dovuti allo scostamento. La vera sfida sarà quella di fare in modo che quei soldi vengano spesi bene, che arrivino in maniera tempestiva nelle tasche e nelle casse del mondo economico, imprenditori e lavoratori che siano. Quindi sono nettamente d'accordo sul tema della sburocratizzazione, della velocizzazione delle pratiche della nostra pubblica amministrazione, anche perché, come ha detto Draghi, una pubblica amministrazione che funziona, tra l'altro è la conferenza stampa in cui presentava il patto tra il ministro Brunetta e i sindacati, una pubblica amministrazione che funziona permette anche di avere una società che funziona, e se la società italiana è una società armonica e che funziona, ne trarremo solamente che benefici tutti quanti. Bene, ecco, allora ricordiamo a casa 049 63 11 11 per chi volesse intervenire, vuole dire la propria. Ovviamente il tema è scottante, io faccio una domanda aperta, vediamo chi vuole rispondere. Ecco, AstraZeneca, non so come si dice, effettivamente fino a ieri era perfetto il vaccino ideale, partiamo con questa vaccinazione, 10 milioni di dosi. Ci sono persone che sono venute qui in trasmissione e hanno detto: ma guardi, dottor Lovino, arrivano 10 milioni di dosi entro marzo, quindi lei taccia, perché io sto ancora aspettando, qua non vedo queste, non ho il pallottoliere, però mi sembra un po' lontane queste, però ecco, a un certo punto AstraZeneca sembrava il vaccino perfetto, poi è bloccato per qualche giorno, a una certa ora è tornato attendibile. Allora mi chiedo, da cittadino normale, ovviamente non faccio questa domanda al dottore perché ovviamente diventerebbe scontata, però chiedo a Munari e anche a Jacopo Maltauro, come mai all'improvviso, cioè, che gioco stiamo giocando? Cioè, a un certo punto questi qua hanno sperimentato il vaccino, poi hanno preso gli appunti, hanno detto: beh, allora quello si ammala, quello che è alto 1,70 si viene così, quello che ha la carnagione scura fa colà, quello, e poi alla fine, beh, adesso aggiustiamo il tiro, diventa di nuovo attendibile. Cioè, qual è l'istituzione, avvocato Munari, che a un certo punto si alza e dice: ecco, adesso il vaccino è ritornato perfetto? Leggevo proprio oggi un editoriale che metteva a confronto i vari vaccini. Allora io parlo da profano in materia, quindi non vorrei dire castronerie, ma magari abbiamo il dottore che mi potrà dare conferma o no. Ma il vaccino di AstraZeneca costa 1,80 € a dose, mentre tutti gli altri vaccini, dal Johnson & Johnson al Pfizer e agli altri, hanno costi che si aggirano dai 15,80 ai 18 euro. Entrambe le dosi. Poi scopriamo ad esempio che Israele ha vaccinato il 97% della popolazione, va bene, non sono 60 milioni e passa come gli italiani, pagando 28 euro a dose. Quindi secondo me, al di là, subito e te li pago. Al di là della bontà o meno di un vaccino di una marca o di un'altra marca, sul quale io alzo le mani perché non sono un microbiologo, mi occupo di altro e non faccio questo di mestiere, quindi mi taccio. Ma secondo me ci sono delle questioni economiche rilevanti, molto rilevanti, dietro al vaccino AstraZeneca. Dico questo perché viene prodotto da una società che, se non mi sbaglio, è anglo-svedese, sì, deve essere metà inglese e metà svedese. E il fatto che venisse bloccata la produzione comportava, e leggevo appunto su questo editoriale del Sole 24 Ore proprio oggi, un danno di circa 3,9 miliardi a catena, che adesso vado a spiegare, in capo all'Europa, quindi a tutta l'Unione Europea, perché l'Europa aveva acquistato, e anche sulla centralità che faceva riferimento prima il rappresentante del PD, avrei qualcosa da ridire, perché se forse ci fosse stata data la possibilità di gestire il piano vaccinale in Veneto, sono sicuro che i 5 milioni e passa di Veneto sarebbero già stati tutti vaccinati, ma qui chiudo una piccola parentesi. Quindi guarda che abbiamo vaccini in frigorifero che non stiamo sulla centralità, beh, mi pare che comunque ci siano delle regioni governate anche dal PD, vedi Emilia Romagna, che hanno comunque sopra il 4,2% della popolazione vaccinata, quindi stiamo parlando di percentuali bulgare, quindi
3,8 che ha ricevuto le 2 dosi di vaccino sulla popolazione nazionale, 8% che ha ricevuto una sola dose, quindi stiamo parlando di numeri veramente bassissimi. Sì, ma il Veneto se è pensiamo agli altri e ma infatti, poteva far diverso. Ma infatti gli acquisti sono centralizzati, l'Europa ha comprato per tutti, li ha divisi per tutti, e siccome non riesce a vaccinare il Veneto, non riesce a vaccinare l'Emilia Romagna, vuol dire che la gestione è sbagliata, a mio avviso. Sì, quindi sto dicendo che il danno, e concludo, chiedo scusa, il danno economico rilevante sul fatto del blocco di AstraZeneca era di circa 300 miliardi per l'Europa, perché doveva pagarle comunque i 300 più l'opzione sui 100 milioni all'AstraZeneca, e doveva andare a compensare quei 300 milioni andando a pagare dei vaccini che costavano 5 volte tanto. Quindi secondo me è solo un fatto economico. Poi c'è chi dice che volevano fare lo sgambetto agli inglesi per la Brexit e quant'altro, quindi la Merkel aveva giostrato tutto per andare contro AstraZeneca. Io a queste teorie complottistiche non ci credo. Sta di fatto che da esterno vedo una disparità di valore notevole che qualche perplessità mi desta. Baltavo. Sì, oggi è arrivata la comunicazione da parte dell'Agenzia Europea del Farmaco, che ha chiaramente cercato di andare a distillare, no, i dubbi, quindi a porre una finalità positiva a questa storia che in questi giorni ha veramente creato una confusione nel nostro paese. Ubi maior minor cessat, quindi per quanto mi riguarda, se interviene l'EMA ad andare a verificare che AstraZeneca in questo momento non aveva una connessione comprovata con i casi, o perlomeno non con tutti, è importante mantenere la fiducia, perché c'è una cosa da dire, direttore: la via d'uscita sanitaria, sociale, economica è il vaccino. In questo momento dobbiamo far sì che la cittadinanza si vaccini in fretta, si vaccini con costanza, perché è l'unica uscita e l'unica via per tornare a ripartire realmente, sia sotto profilo sociale. Il nostro tessuto sociale è assolutamente in via di rigenerazione e lo potrà fare solo con il vaccino, sia sotto profilo economico. Ripartire, viaggiare, consumare, esportare è una delle soluzioni assolutamente parificabili con quella del vaccino. E poi sotto profilo sanitario, il vaccino è la cura rispetto a un'infezione, una malattia, un virus che ci sta portando da 1 anno e mezzo a una situazione ormai incontrovertibile. Quindi vaccinare con costanza, velocizzare e cercare di mantenere la fiducia. Questo è anche il compito della politica. Perché se la scienza ha nella sua pratica, no, una virtù, perché il metodo scientifico è un metodo che attraverso i dati dà un'azione, spesso la politica è un po' il mondo delle idee, no? Il mondo delle opinioni. In questo caso la politica deve dare certezza. La prudenza è una virtù, l'incertezza crea danni enormi, diamo una certezza anche sui vaccini, diamo velocità, diamo fiducia alla cittadinanza. Posso aggiungere una cosa? Riprendo una cosa, perché è bene che nei momenti di emergenza ci si allinei alle cose importanti, indipendentemente dall'essere del PD o della Lega. Io voglio sottolineare una cosa che ha detto: io sono un medico, per cui posso avere un bias, non mi pare che adesso non so cosa fai nella vita, non mi pare tu sia medico. Ha detto: il vaccino in questo momento è l'unica arma che abbiamo per finire da questo disastro. Questa è una frase vera che dobbiamo tutti quanti capire. Allora, io dico alle persone, perché a me ha fatto veramente dispiacere sentire, ha detto: io aspetto che si vaccinino gli altri, l'americano, e poi vedo, cioè, come dire, gli altri sono stupidi. No, in questo momento l'unica via d'uscita è il vaccino. Quindi tutti abbiamo il dovere di vaccinarci per il bene complessivo della società, ok? Questo deve essere accompagnato da un rigore ovviamente legato alla sicurezza. Quindi questa interruzione, seppur di pochi giorni, del vaccino può essere anche interpretata come: guardate che non è che se ci sono dei problemi noi andiamo avanti a rullo compressore, perché voglio dire, non importa il tributo di effetti collaterali, andiamo avanti lo stesso. No, se ci sono dei problemi ci si ferma, si valuta. E questo bisogna che sia visto come un livello di serietà, non come un'incertezza, perché non è così semplice, perché se io esco di qua stasera e mi viene un infarto giù per le scale o un qualche cosa, se ieri ho fatto il vaccino uno dice è il vaccino. Non è semplice per dire che dire io l'ho già fatto e adesso sto usando la mascherina
Lo spiego perché credo sia importante, come dire, divulgare l'uso di non... Però, diciamo, io sono vaccinato, però la prudenza pur da vaccinato devo mantenerla e quindi uso anche la mascherina. Però, come dire, se mi avessero vaccinato ieri è facile fare questo collegamento e non è semplice che la scienza capisca, no, dire questa cosa c'entra o non c'entra con la roba che hai fatto ieri. Però, dottore, è anche vero le malattie come dire, vengono, bisogna solo dire ok, è un caso che ti sia venuta oggi e sei stato vaccinato 3 giorni fa oppure è legato al vaccino. Questa roba qui scientificamente non è mica una stupidaggine, quindi il fatto che ci si fermi e si dica valutiamo bene è un sinonimo di serietà perché vogliamo che i vaccini siano sicuri. Detto questo, in questo momento dobbiamo sottolineare che è l'unica via d'uscita, quindi non c'è il trattamento, cioè per curare le persone noi diamo un supporto, diciamo, complementare e poi è l'organismo che o ce la fa o non ce la fa, ma non abbiamo un antivirale specifico per questa malattia. Quindi l'unica arma è il vaccino, oppure l'isolamento con tutto il disagio dei negozi chiusi, bambini a casa da scuola, e non è che possiamo fare lockdown per quanti anni, quanto tempo possiamo reggere come società? Ecco, io non sono un economista, ma dico, se tra un anno siamo ancora qui a fare un lockdown ogni 2 mesi, andiamo veramente a remengo come sistema economico, giusto? Ecco, allora in questo momento è l'unica arma che abbiamo e quindi dobbiamo tutti quanti con responsabilità aderire alla campagna vaccinale sapendo che il livello di sicurezza dei vaccini è altamente sorvegliato e il fatto che ci si sia fermati è sinonimo di serietà, secondo me. No, direttore, mi lasci sottolineare una cosa che ha detto il dottore, no? Perché è un messaggio che va dato alla nostra cittadinanza e a chi siamo chiamati a rappresentare. La riflessività è il sale di una buona politica. Ho sentito nelle TV, nei giornali, ma anche per i cittadini che ho avuto modo di incontrare per strada, che ogni momento in cui il presidente Draghi si ferma a riflettere, a capire, a comprendere, ad approfondire, è sinonimo di debolezza. No, una politica positiva è una politica che prima di prendere un'azione, prima di prendere una decisione, prima di essere decisionisti, riflette in modo positivo. E stiamo riflettendo in questo caso con il bene primario, la salute delle persone, la vita delle persone. Quindi ecco, essersi fermati qualche giorno non è sinonimo di debolezza, posso assicurare ai cittadini, i giovani che ci seguono. Però facciamo una riflessione assieme, Maltauro e dottor Beltramello, ecco, soltanto, vabbè, magari io che sono sempre collegato con i giornali online, è venuto fuori per 2 ore, 3 ore circa un articolo su una testata giornalistica molto importante in Italia. Il vaccino non copre comunque dal rischio di contrarre il Covid, perché comunque non c'è la copertura totale, quindi continuate ad usare mascherine e distanziamento. Detto questo, non voglio fare polemica, però adesso lanciamo un piccolo stacchetto pubblicitario, però questo è uscito 2 ore, poi l'articolo è scomparso e nessun altro giornale lo ha citato, per una riflessione che bisogna assolutamente fare ed è corretto farlo. A fra pochissimo. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Eccoci di nuovo qui in diretta, ricordiamo 049 63 11 11 per chi volesse chiamare da capo, ma ricordiamo anche chi siamo, Insieme alle Persone TV, un nuovo modo di concepire l'informazione con, diciamo, l'informazione collegata un po' alla critica, al commento, quindi la nostra testata giornalistica online e sé stante, il nostro TG e ovviamente il nostro pezzo forte, il talk show il mercoledì e giovedì sul canale 15, anche in diretta a Facebook e su YouTube, quindi mettete mi piace, seguiteci perché sicuramente non raccontiamo le cose tanto per raccontarle, ci piace condirle con un po' di sana critica come dovrebbero fare come un'informazione giusta dove c'è democrazia ovviamente e dove è possibile. Ecco, c'era una telefonata da casa ma non riusciamo penso più a recuperarla. Ecco, abbiamo fatto una riflessione prima, quindi ricordiamo 04. Pronto? Pronto? Ah, ecco qua il collegamento. Ti parla? Come si chiama? Sono un anziano signore con dei problemi fisici ultra settantenni, per cui il mio medico mi dice ti chiameranno ben presto per farti il vaccino. Io non scendo nel dettaglio, ma è una questione anche psicologica. E sono autorizzato e mi è concesso di decidere quale vaccino farmi. Va bene, grazie della domanda. Sarò a farmi quello che diranno. È un'informazione che chiedo. Grazie, molto interessante la domanda, però facciamo anche una riflessione, questo dottore magari collegato al scegliere il vaccino e anche, poi le voglio anche chiedere quale secondo lei è il vaccino migliore, perché ovviamente ce ne sono più di qualcuno, voi nei corridoi sicuramente davanti alla macchinetta del caffè, voi dottori, vi sarete fatti un'idea. E quale ha fatto lui, magari ci dice. Non so se si potrà dire o lei se la sentirà di dirlo, però ricordiamo anche la domanda prima della pubblicità, cioè comunque il vaccino, articolo di una testata nazionale, una fra le più importanti, il vaccino non copre comunque il rischio di contrarre il Covid, c'è comunque una percentuale di rischio, è come il vaccino dell'influenza, che quanti di voi magari hanno fatto il vaccino dell'influenza, nel senso non uguale il vaccino, ma è la stessa logica, e poi alla fine vi siete presi l'influenza lo stesso, dice ma come mai ho preso l'influenza lo stesso? Non so se vuole rispondere il dottore. Su questo posso, perché tecnicamente è bene dirla giusta su questo, perdonami Vincenzo, ma c'è molta ambiguità. Allora, su questa cosa che i vaccinati, perché sennò uno dice, vabbè, allora cosa serve il vaccino? Allora, bisogna intanto dire che la risposta al vaccino, non a questi vaccini del Covid, ma a tutti i vaccini, non è mai il 100%, perché io devo far sviluppare alla persona degli anticorpi che proteggono dalla malattia vera. Alcuni rispondono molto bene, la maggior parte, se no quel vaccino non viene messo in commercio, una piccola percentuale non risponde allo stimolo, quindi tu pur avendo fatto il vaccino si dice tecnicamente non sei coperto perché non hai sviluppato gli anticorpi e quindi questi qui come dire, è come se non fossero stati vaccinati e possono infettarsi come tutti gli altri perché non hanno risposto al vaccino. Chi invece ha risposto al vaccino, c'è un'evidenza in questo momento che c'è una remota possibilità che si possano infettare con delle infezioni, adesso si sta studiando, ma nella stragrande maggior parte dei casi sono infezioni molto molto lievi che pare, non c'è ancora l'evidenza, pare che non abbiano molta rilevanza nella possibilità di essere trasmesse agli altri, nessuna rilevanza per il soggetto perché sono, come dire, infezioni molto molto superficiali, quindi con bassissima carica perché il soggetto è protetto e quindi si è visto che per un paio di giorni magari hai qualche traccia di virus appunto nel naso, però è veramente poco probabile che riescano a infettare gli altri. Però prima di dare liberi ai vaccinati, è come dire, siamo prudenti, quindi siccome qualcuno pur vaccinato è risultato positivo al tampone pur con bassa carica, abbiamo detto aspetta, prima capiamo se effettivamente possiamo dire che questa cosa è trascurabile e allora daremo liberi. Poi bisognerà fare il dosaggio delle immunoglobuline, chi ha risposto al vaccino e chi no, perché se anche l'1%, però l'1% in una
non so, in una casa di riposo ho 200 anziani, li ho vaccinati, però 2-3 negli anziani ancora un po' più bassa, 4 sono, come dire, suscettibili. Quindi, dottore, per cui insomma capire le immunoglobuline. Lei se la sente di dire qual è il vaccino migliore? Oppure... No, non sarebbe... Allora, diciamo che io essendo stato vaccinato, collaboro con alcune RSA, quindi sono entrato durante il Covid per aiutare a debellare alcune epidemie all'interno di queste strutture che sono state falcidiate dalla seconda ondata in Veneto, è stata una tragedia. E quindi sono stato vaccinato subito e all'inizio c'era solo il Pfizer, quindi io ho fatto quel vaccino. Non si può scegliere il vaccino, quindi come dire, quello che c'è nei frigoriferi in quel momento dell'azienda sanitaria viene proposto, e quindi rispondendo cosa, anche... dottore, diciamo medici, che in termini soggettivi, in termini di come dire, effetti collaterali i soliti di tutti i vaccini, un po' di malessere, un po' di febbre, un po' di cose, ci sono un po' di variazioni, per cui devo dire la verità, qualcuno dice un po' di più l'uno, un po' di più l'altro, forse il Pfizer, forse perché è stato il primo, non lo so, gli abbiamo voluto bene perché è stato il primo, diciamo che le reazioni in termini empiriche, quelle banali, cioè quelle che ci si aspetta da un vaccino, sono un pochino più tollerabili, ma ripeto, non è questo che deve dare la preferenza, perché se anche mi viene un pochino di malessere, sto un giorno, voglio dire, che come si dice, un po' la gnagnara, la squacquera, dipende cioè, non è che, voglio dire, questo rende buono o cattivo un vaccino, quindi ci mancherebbe altro. E su questo mi sento di dire, per dire una cosa del genere, bisogna avere i dati consolidati di efficacia, di effetti collaterali, non su una base T-cosaghetto MIGO, cioè su numeri grandi, perché rischiamo di fare dell'aneddotica sbagliata, controproducente. Quindi mi ha fatto una domanda veramente scomoda, per cui scientifico è il suo mestiere, direttore, però ecco, io siccome sono un epidemiologo non è che dico stupidaggini, quindi in questo momento i dati dicono che sono vaccini che funzionano molto bene. C'è stata questa pausa, adesso ci sarà una sorveglianza particolare anche per questo. Non è che hanno detto vabbè via, su alcune come dire, aree di possibili effetti collaterali ci sarà una sorveglianza assoluta, anche per tranquillizzare, perché l'obiettivo di un vaccino è quello di fare del bene senza mai fare del male. Ricordiamoci che noi, su questo però anche, noi quando abbiamo una malattia siamo sempre disposti ad accettare effetti collaterali anche gravi delle cure che ci vengono proposte, perché ho la malattia adesso, quindi dico, hai un'infezione grave, vuoi l'antibiotico? Sì, e lo voglio e come? Ci sono effetti collaterali molto importanti per alcuni antibiotici, che però, come dire, l'alternativa è che tu muori di quell'infezione. E quindi di fronte alla malattia in atto siamo molto più disposti come singoli, come società, ad accettare degli effetti collaterali anche negli interventi chirurgici. Uno dice guarda che mi firmi un consenso informato che se anche facciamo tutto bene c'è un rischio sanguinamento, c'è un rischio come dire, di infezione della ferita. Te lo dico, vuoi che ti operi lo stesso? Me lo firmi? Sì, perché? Perché se ho un tumore al colon, intanto toglimi il tumore, so che è un rischio durante l'intervento, ma questo rischio me lo assumo volentieri. Però se prendiamo persone sane e diciamo io voglio mantenerti sano in futuro e adesso stai bene, è il livello di effetti collaterali che questi interventi preventivi devono avere deve essere vicinissimo allo zero. E quindi questi vaccini sono sicuramente tutti quanti con degli effetti collaterali insignificanti rispetto ai trattamenti, ma è giusto che sia così ed è giusto che anche per un caso di dubbio ci si fermi, perché questo è un intervento preventivo. Ci sono purtroppo, lo dico, ci sono certe testate giornalistiche che campano
su queste speculazioni, per cui alla fine... Ma è giusto che gli interventi di prevenzione, siccome io prendo persone sane e ti dico ti faccio questa cosa per essere sano anche in futuro, non è che per renderti sano in futuro posso permettermi di farti del male adesso. Per questo gli interventi preventivi devono essere con effetti collaterali vicinissimi alle Benissimo, allora faccio un ragionamento, avvocato Munari e anche Maltauro. Allora, faccio la vaccinazione perché, come ha detto Maltauro prima, devo fare ripartire l'economia. Però devo fare il vaccino, però mi devo comunque tenere la mascherina perché posso comunque ammalarmi di Covid. Superficialmente allora, infettarmi. allora sta cosa non finirà mai, perché siamo costretti ad avere tutta la vita, 3, 4, 5 anni, tutta la vita la mascherina. Direttore, mi lasci dire una cosa, poi lascio volentieri la parola all'avvocato che sicuramente sarà puntuale su questo. No, voglio ricordare solo questo. Fa bene il dottore chiaramente a ricordare l'effettiva della vaccinazione, quindi i dettagli anche tecnico-scientifici. Ma ricordiamoci che è importante non solo il miglior vaccino, come effettuarlo, gli effetti collaterali, la strategia per distribuirlo, perché questo è direttamente proporzionale al grado di ripartenza del nostro tessuto economico. Ed è qui che siamo lenti, che il Veneto, leghista, è lento. Pronto? E l'Emilia Romagna di Bonaccini. Pronto, chi parla? Qui siamo in Veneto. Pronto, buonasera. Da dove chiama? Claudio da Montegrotto. Sì, prego. Montegrotto Terme. Sì. Prego. Ecco, io le volevo chiedere solo una cosa. Martedì scorso, sul Mattino di Padova, ho letto che adesso per fare il vaccino bisogna fare via email. Ma questa notizia è vera oppure noi verremo ugualmente chiamati dai centri vaccinali? Bene, grazie Claudio. La domanda è giusta perché comunque ci sono anche sui giornali oggi c'erano questa notizia, tutti i mezzi di comunicazione, via mail, telefono, lettera, quindi evidentemente mi sembra che la struttura sanitaria si stia organizzando proprio in questo senso. Però ecco, avvocato Munari, rispetto a quello che dicevamo prima, quindi a Claudio diciamo di Montegrotto Terme, diciamo chi ha le mail riceverà le mail, chi è iscritto all'app, quella che dell'USL, quindi potrebbe ricevere un messaggio, oppure per lettera o per telefono attraverso il medico di base, quindi comunque ricordiamoci che lo Stato volendo sa tutto di noi. Avvocato, quindi allora come funziona? C'è la mascherina tutta la vita? La scelta di portare la mascherina, il consiglio di portare la mascherina sia una scelta prudenziale, nel senso che si stia cercando di uscire da questo periodo. Ovviamente condivido quanto detto dagli ospiti, bisogna vaccinare più gente possibile, quando avremo dei livelli alti di vaccinati potremo ritornare a vivere. Certo che la lentezza della campagna vaccinale ci sta portando dei danni enormi. Prima il collegamento dagli Stati Uniti d'America ci dicevano che già 100 milioni di americani sono stati vaccinati. Prima io ho fatto l'esempio di Israele con il 97%. Altri paesi hanno delle percentuali di vaccinati che consente loro di iniziare a vivere. Allora è vero che il danno è sanitario, ma come dicevamo prima c'è un binario parallelo che è il danno economico, che o ci diamo una mossa o veramente non ne veniamo fuori, perché ad esempio io ho fatto, è venuto fuori qualche giorno fa che c'era quell'app che ti consentiva di inserire i dati sanitari, anagrafici e quant'altro e ti dava un'indicazione di quello che poteva essere la tua dose di vaccino. Io per età, per il fatto che comunque ho avuto il Covid un anno fa esatto da oggi, quindi oggi è il mio primo compleanno da quando ho preso il virus un anno fa, sul fatto che ho una salute buona, andavo a vaccinarmi a fine luglio, quindi pensare di stare da adesso fino a fine luglio ancora con una situazione di stasi completa, perché stiamo parlando di una zona rossa, anche se non è tanto rossa vedendo quello che c'è in giro, però con attività chiuse, attività che non possono lavorare, imprenditori che sono lì e non riescono a esportare, non riescono a lavorare con l'estero, e ricordiamo che il nostro Veneto, soprattutto la nostra terra, è piena di imprenditori la cui attività è improntata verso l'export. Quindi da adesso a luglio rischiamo di perdere ancora mesi che possono essere fondamentali per la nostra economia, e quindi ritrovarci a luglio magari con un piano vaccinale non ancora a percentuali bulgare e problemi economici che sono sicuramente più rilevanti di quelli che avevamo adesso. Quindi Maltauro, l'Europa un anno politico non è riuscito con queste aziende private a fare come ha fatto Israele alla fine, quindi a buttare i soldi sul banco e dire
dammi tutte le dosi disponibili. Ma i conti si fanno sempre alla fine. In Veneto c'è un detto che dice i morti se porta via Freddi, no? Quindi i morti se porta via Freddi. A Vicenza? Che significa... Sarà legato ai gatti? Sì, io provincia di Veneto non l'ho mai sentita, solo a Vicenza. Provincia di Treviso mai sentita, capito? Per cui a Vicenza dice così. Si impara molto a Vicenza. No, sta a dire cose, che in questa fase qua è importante mantenere alta l'allerta, anche l'attenzione politica, però chiaramente chi ha sbagliato, chi ha fatto giusto, chi sono state le scelte che hanno ripagato di più si vedrà secondo me tra qualche mese, e a capitolo chiuso si faranno anche i conti politici sull'Unione Europea, che ha fatto bene per certi aspetti, su altri aspetti devo dire che è da rivedere. Direttore, abbiamo nominato i vaccini, abbiamo nominato l'America, la Russia, abbiamo nominato la situazione sanitaria, mi permette anche un appello ai giovani. I giovani è una categoria che è stata assolutamente colpita in modo duro, in modo tosto, in modo provato durante questo un anno e mezzo. Ecco, non dimentichiamoceli né per quello che è il tema del passaporto vaccinale. Sentivo in questi giorni, no, che si terrà conto anche del fatto che i giovani saranno gli ultimi a vaccinarsi, ma i giovani studenti, i giovani universitari, i giovani lavoratori hanno bisogno di viaggiare, di muoversi, della mobilità. Di conseguenza non dimentichiamoci questo aspetto. E dall'altra ricordiamoci delle scuole, ricordiamoci delle università. Tanti universitari che continuano a pagare le tasse, ma purtroppo soffrono di una didattica. Io stesso, che frequento l'università giurisprudenza al terzo anno, sto vivendo veramente una didattica diversa, differente, come anche tanti rappresentanti di istituto, rappresentanti di consulta delle scuole superiori che ho avuto modo e onore di incontrare. Non dimentichiamoci dei giovani. Se l'Italia vuole ripartire, se il Veneto vuole ripartire, se la nostra economia in generale vuole rigenerarsi, i giovani sono un tassello imprescindibile. Ecco, sì, poi ecco, volevo anche ricordare... Abbiamo due leghisti dal cuore PD, insomma, dai valori di sinistra. Bene, no, è il dottore che non ha capito che in realtà i suoi ideali sono perfetti, abbiamo già la tessera pronta. Adesione con la Lega. Guarda, abbiamo già due tessere pronte a Cavardine e a Vicenza. Dopo chiamo il mio circolo, ne ho due nuovi. No, sui giovani aggiungo e sottolineo che purtroppo la fascia che psicologicamente sta come dire, dimostrando i segnali di sofferenza maggiore sono proprio gli adolescenti, i giovani. C'è un tasso di suicidio, di aumento dell'autolesionismo, di tutte le patologie tipo l'anoressia, l'isolamento patologico che i giovani tra la fascia dai 12 ai 20 anni è quella che sta soffrendo di più in assoluto. Ed è preoccupante, quindi mi associo, perché è la fase di passaggio, di maturazione, quindi se in quella fase lì si inceppa qualcosa, non è facile poi rigirare la chiavetta. Ecco, poi una parola anche alle giovani donne, che sono anche quelle che hanno sofferto, le donne con figli, che magari sono da sole e non hanno un aiuto economico, che stanno soffrendo moltissimo dal punto di vista economico perché non trovano lavoro, quindi ecco, anche da questo punto di vista il massimo sostegno. Questo è il motivo per cui cerchiamo di coinvolgere i giovani nel nostro progetto di confronto di idee, di argomenti, proprio perché, e questo lo sapete da settembre che abbiamo la poltrona giovani, proprio per far parlare i giovani delle loro problematiche, perché noi in una certa età tenderemo semplicemente a raccontare di noi e invece non renderci conto che ci sono dietro di noi i giovani, che sono il nostro migliore investimento, che invece, come diceva il dottor Beltramello, in questo momento soffre. Bene, allora chiaramente siamo arrivati alla fine, direi che dobbiamo salutare i nostri ospiti, l'avvocato Pierfrancesco Munari, che ricordiamo Cavarzere è in provincia di Venezia, poi dottore, avvocato, dobbiamo assolutamente parlare di Cavarzere, perché dobbiamo far conoscere mi ha promesso che farà una puntata dedicata esclusivamente a Cavarzere. No, così bisogna, lo facciamo in piazza. Nessun ospite si sbaglierà sulla provincia d'appartenenza del mio comune. Lo faremo in piazza appena ci sarà la possibilità, verrò a trovarvi, perché comunque bisogna far conoscere Cavarzere al resto del Veneto. Capogruppo Lega e vicepresidente ASM SPA, poi abbiamo il dottor Claudio Beltramello, coordinatore del gruppo strategico sanità del PD Regione Veneto Treviso, Jacopo Mantauro, giovanissimo consigliere delegato alle politiche giovanili, vice capogruppo Lega Comune di Vicenza. Abbiamo avuto il sindaco di Treviso Mario Conte, il notissimo Giorgio Lombardi, che è stato l'artefice della comunicazione
della campagna elettorale di Trump, la prima quando ha vinto, quindi è stato famosissimo in Italia, italo-americano, comunque vive a Palm Beach, abbiamo avuto collegamento con lui, e poi Massimo Iovine, che purtroppo non vedo più collegato, quindi saranno stati dei problemi di collegamento, un nuovo segretario dei Giovani Democratici di Venezia, Partito Democratico Venezia. Ecco, saluto tutti, ringrazio gli amici che ci chiamano, numerosi che ci mandano i messaggi, che ci danno suggerimenti, che abbiamo bisogno delle vostre idee, dei vostri suggerimenti. Ecco, questo è un salotto non esclusivo per noi, è un salotto per voi, e quindi con questo spirito affrontiamo ancora le nostre puntate future fino a luglio. Ci vediamo la prossima settimana.